mister Marino, tecnico del Fulgatore. Mister, anche per lei è stato un debutto in eccellenza in questi nuovi panni, come gran parte del gruppo. Cosa pensa della prestazione dei suoi, a prescindere dal risultato molto largo? Ma io penso che il primo tempo ce la siamo giocate alla pari. Ehm, Ovviamente poi l'esperienza della squadra avversaria e la nostra prima partita, parecchi giovani, diciamo che abbiamo pagato lo scotto di una categoria che ancora per esperienza e per giocatori che non hanno ancora, ecco, l'esperienza dell'eccellenza, abbiamo pagato. Ovviamente c'è da lavorare e rimboccarci subito le maniche per, per domenica, e cercare di migliorare alcune cose, perché se, se prendo il primo tempo penso che non abbiamo fatto male, abbiamo fatto una discreta partita e abbiamo preso gol su un calcio piazzato evitabilissimo, perché il difensore Alberto Cirrone secondo me si accompagna l'avversario verso il fondo e non fa scivolata. Questo è pure questione di esperienza e capire che c'è gente molto esperta in questa categoria. Quindi, ripeto, tutto sommato, secondo me 5 gol per come è andata non ci stanno. Ovviamente dopo il 2-0 noi ci siamo aperti, e loro hanno qualità, hanno esperienza, e quindi è finita 5-0. Spero che questo ci serva per capire qual è la forza del campionato, perché, ripeto, parecchi ragazzi vengono come io, allenatore, veniamo dalla promozione. La promozione è una categoria, con tutto il rispetto, l'eccellenza è un'altra, e quindi dobbiamo subito capire che è dura e c'è da battagliare sempre. Appunto su questo, sul livello della categoria, Fulgatore è una bellissima realtà, un gruppo che viene confermato di anno in anno con tanti giocatori che formano un vero e proprio zoccolo duro. Pensa che alla fine sarà proprio il gruppo a far uscire, diciamo, i valori di questa squadra che comunque ha dimostrato di averli anche nel doppio turno di Coppa. Ma io penso che la squadra col fatto che questa è la prima di campionato, non conosce bene la categoria, e quindi ci dobbiamo adattare subito. Quindi io penso che sia più una questione di capire la forza del campionato che è un demerito dei ragazzi, perché poi fondamentalmente si lavora, i ragazzi si impegnano, danno l'anima, ci tengono, e quindi penso che proprio questa squadra con questi ragazzi, formata da un gruppo di ragazzi che viene già da diversi anni insieme, penso che, dico, faremo bene, perché comunque è la prima, ripeto, e quindi forse manca quel pizzico di esperienza e capire che la categoria è veramente difficile. Quindi io penso che alla fine possiamo fare bene, e ci possiamo togliere delle soddisfazioni che in questo momento l'inizio di campionato non ci ha dato.